Siamo nella nostra zona, non molto lontano dal mio paese, c'è una famosa borgata, quella di Santa Sofia. Lì si trova uno stabilimento veramente eccezionale che ci fornisce un prodotto di alta qualità. Oltretutto a questo prodotto è stata associata un'altra prelibatezza della nostra Sardegna, scusate, prelibatezza. E adesso uno dei cavatori di questo tartufo vi racconterà un po' di questo prodotto, perciò se siete curiosi, allora io vedi di conto. Silvio vi racconterà un po' che cosa si può trovare in questa loro bancarella che oggi eccezionalmente si trova appunto a Meana in occasione della loro festa. Ciao a tutti, noi stiamo proponendo il nostro prodotto qua in zona, qua alla Sagra, alla Cortes di Meana, abbiamo tartufi di Santa Sofia, dallo stabilimento l'Isola dei Sapori. Noi siamo un'azienda dove trasformiamo e caviamo i tartufi, tutto a chilometro zero, nel senso che siamo cavatori e trasformatori in loco. Trattiamo il tartufo bianco estivo, il tartufo nero estivo che è lo scorzone, meglio conosciuto come tuber estivo, ma anche il nero vernale, il melano spurum e il bianchetto tuber bulky. Con questi prodotti noi facciamo le nostre due creme pure, che è una crema pura di tartufo nero estivo e una crema pura di bianchetto, e poi facciamo tutti i loro derivati, perché essendo anche una ditta agricola abbiamo unito il sapore del tartufo anche nei nostri prodotti, sia alle melanzane, sia alle zucchine, sia al carciofo, sia al pomodoro secco, sia agli oli e sia ai mieli che produciamo noi in azienda. Noi abbiamo una produzione di miele, arancia e tartufo nero, una produzione di miele, arancia e limone, abbiamo una crema di botarga, carciofo e tartufo, come stavo dicendo, una crema di zucchine su tartufo bianchetto e anche le melanzane. Però abbiamo anche una grandissima esposizione e vendita della trasformazione a una filiera corta del prodotto del tartufo fresco in se stesso. Pure di tartufo nero, che è una crema di tuber Scusate, non si è sentito, ma lui ha detto che partiamo da questa crema di tartufo nero estivo. Questo sono 100 grammi di tartufo addizionato solo con un extravergine di oliva della Coppa di Dolianova. E su di questo passiamo all'altra crema pura che abbiamo, è una crema di tartufo bianchetto tuber bulky, cavato sempre da noi nel territorio del Sarcidano, là con il Santa Sofia, Nurallao, tutto il territorio del Sarcidano. Poi su questo abbiamo i nostri derivati. I derivati significa che possiamo partire da un connubio di carciofo, botarga e tartufo bianco, una crema la botarga, appunto l'altro oro della Sardegna, poi abbiamo una crema di zucchine prodotta da noi a chilometro zero su un tartufo bianchetto e poi una crema di melanzane su un tartufo bianchetto, sempre prodotte da noi. Poi abbiamo un'altra crema molto bella che è una crema di basilico, noci e tartufo bianco, prodotta da noi sia le noci che il basilico e il tartufo bianco. Poi passiamo ai mieli, di olive, una nostra crema di olive, sono delle olive sarde, qualità Pizzegorrola, su un tartufo nero. Le miele? Questo è un miele limone, praticamente un miele, millefiori su delle scorze di limoni e un tartufo bianchetto, un tuber bulky. Tantissimo questi due gentili signori, mamma mia che profumo, peccato che non posso riuscire a farvelo sentire. Li saluto e li ringrazio per il tempo che mi hanno dedicato. Cercateli perché questi prodotti sono eccellenti. Ciao a tutti, Asi Birisanus.